La DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ha sequestrato, su richiesta del Tribunale di Brindisi, la barchessa di Villa Molin, situata lungo le sponde del canale Battaglia in zona Mandria, e il 90% delle quote del negozio I Trulli, situato sotto il Salone in centro storico. Il sequestro, del valore di 2 milioni e mezzo di euro, è stato eseguito in seguito alle indagini su Giuseppe Donofrio, già condannato per i suoi legami con la Sacra Corona Unita, risultante insieme alla moglie nullatenente. Dagli accertamenti è emerso che i soldi per il pagamento della barchessa di Villa Molin e per le quote del negozio fossero i proventi delle attività criminose realizzate da Donofrio negli anni '80. Sono stati vani i tentativi di nascondere i capitali da parte dell'uomo affidandoli alla moglie, e ora i beni congelati verranno affidati ad un amministratore fallimentare. Una precisazione finale: l'antistante proprietà di Villa Molin risulta totalmente estranea alla faccenda e continua a rimanere aperta e fruibile al pubblico. Sfishammer Channel News, Padova.